territorio del nostro distretto 52. Grazie. Saluto tutti i presenti e consentitemi un ringraziamento alla dirigenza scolastica, agli organizzatori, perché parlare di argomenti di sanità pubblica, nella fattispecie della corretta alimentazione, quindi di corretti stili di vita, significa avere una sensibilità preventiva e prevenzione primaria, e quando c'è questa sensibilità delle amministrazioni, degli operatori scolastici, significa che i nostri figli possono acquisire degli elementi che saranno forieri di una vita migliore rispetto alla nostra vita, perché se si fa prevenzione sicuramente è un investimento per il futuro, è un investimento per la loro qualità di vita ed è un investimento che ritornerà per tutti quanti, per tutta la società. Mens sana in corpore sano, lo dicevano i latini ed è perfettamente così. E poi consentitemi un ringraziamento particolare al dottor Gravetti, Francesco Gravetti. Molto spesso in questi convegni si ringrazia tutti, ma si bypassa il moderatore, nella fattispecie è un giornalista. Non lo dico perché è amico mio, mi pregio di essere un suo amico, ma lo dico perché è un dato di fatto. Chi mi conosce sa che non faccio esercizio di cappellazzo e benevolenza, dico quello che penso con umiltà, con onestà intellettuale. Francesco è attento alle tematiche del territorio, ama il nostro territorio come lo amiamo noi, e col piglio divulgativo che gli è tipico riesce ad incidere ma rispettando sempre le tradizioni del territorio. Questo è un merito di Francesco Gravetti. Io mi auguro che la sua penna giornalistica possa essere, come noi lavoriamo nella prevenzione medica, possa essere oggetto di una prevenzione sociale. Questo è quello che io penso e lo dico con il cuore. Poi entriamo nel vivo della cosa, vi tratterremo poco perché voi siete giovincelli, bambini, l'entusiasmo, la vostra gioia di vivere non può essere chiusa su queste sedioline in quest'aula, quindi pochi cenni, poche cose. Veniamo da lontano, abbiamo fatto questo percorso di crescere Felix grazie a Pierluigi Pecoraro, che è stato caparbiamente fautore di questa iniziativa. Siamo venuti nelle scuole, abbiamo parlato con i docenti, abbiamo parlato con gli insegnanti e devo dire che è stato un terreno fertilissimo. Non vi nascondo che io ogni qualvolta ho chiamato Pierluigi, che è un dirigente centrale che sta al SIAN, Servizi Igiene, Alimento e Nutrizione, al di là del rapporto personale, la cosa che mi dice sempre, lo dico in sua presenza: Oggio Marino, la realtà che mi ha meglio seguito, la realtà dove c'è stata maggiore incidenza significa che è un territorio che è fatto di persone per bene, di persone che hanno una fisionomia spirituale protesa alla captazione di elementi scientifici che possono essere chiave pragmatica di un futuro con minor malattie cardiovascolari, con minor malattie del metabolismo e soprattutto con minore obesità. Quindi vuol dire che c'è una cultura che associa la possibilità di rimodulare una capacità di alimentarsi, cioè di nutrirsi, e la capacità di consumare le calorie in eccesso, se ci sono calorie in eccesso. Oppure io dico sempre, che cos'è un corretto stile di vita alimentare? È la capacità che si ha di assumere tutti i nutrienti in proporzione alle capacità che si ha poi di smaltirle attraverso l'attività fisica. È un'equazione che nella sua complessa alchimia sottende e nasconde una capacità di programmare la propria vita. Ognuno di noi, come diceva Francesco, una sfaccettatura dei corretti stili di vita è quella dell'alimentazione corretta. È proprio così. L'alimentazione corretta è una porticina nella nostra capacità di organizzare la nostra vita, quindi è un concetto importantissimo che voi docenti, voi insegnanti siete stati capaci di veicolare ai ragazzi, che poi hanno portato nelle loro case, perché la sinergia è un asse e non si può passare da quest'asse. La scuola che veicola un messaggio e coloro che veicolano sono i bambini e lo portano in casa. E quindi in casa con i genitori c'è una rimodulazione di quelle che erano abitudini consolidate.
Per quanto riguarda l'alimentazione, io devo dire pochissime cose, perché noi siamo un territorio geograficamente privilegiato, che se ne dica, e posso anche dire non siamo stati onesti nel trattare, la mia generazione, la generazione prima della mia, non siamo stati onesti a rispettare l'ambiente, l'aria, il suolo, l'acqua, non siamo stati corretti, non l'abbiamo rispettato. Però Madre Natura è più grande della nostra superficialità, si rigenera Madre Natura e ci rioffre sempre quegli alimenti che soltanto la nostra geografia mediterranea possiede. Noi abbiamo alimenti che sono peculiari della nostra zona geografica e non hanno le altre nazioni, non hanno gli altri popoli. Noi siamo fortunati perché abbiamo il pescato del Mediterraneo, abbiamo frutta, verdure e ortaggi quasi tutto l'anno, perché le nostre terre, la Campania Felix, sono terre nelle quali già i greci, parliamo di 5 secoli prima di Cristo, avevano investito nella loro residenzialità. Loro vivevano qua perché qua ci sono tutti gli alimenti, tutti i nutrienti necessari a una corretta alimentazione e quindi a un corretto stile di vita e quindi a una implicita prevenzione primaria di quelle malattie che purtroppo sono all'ordine del giorno e di cui vi parlavo prima. Quindi rispettiamo la natura, rispettiamo quello che la natura ci sa offrire e intrinsecamente facciamo già prevenzione. È implicito nel rispettare la natura fare prevenzione su noi stessi, quindi un concetto di globalità proiettato all'individualità. Ragazzi, è difficile forse che voi capiate adesso queste cose, però quello che deve oggi passare è che voi dovete rispettare di più l'ambiente, di più di noi, di come l'abbiamo rispettato noi, perché l'ambiente, la natura, la geografia nostra ci dà tanti prodotti e tanti alimenti che altri popoli non hanno e in base a questa produzione geografica noi possiamo alimentarci in maniera sana ed equilibrata. Il nostro intake calorico, che cos'è? È quella capacità che noi dobbiamo avere di assumere quei nutrienti che ci servono effettivamente per stare bene. E a questa nostra capacità di assumere i nutrienti che ci occorrono dobbiamo associare una corretta gestione dei tempi liberi. Il nostro tempo libero, cari ragazzini, al di là dello smartphone, che sono bellissime, meravigliose novità, meravigliose finestre sul mondo, però non dovete dimenticare la passeggiata, la giocata nel cortile, la giocare a nascondino. Questi sono momenti di ricreazione di motorietà che sono fondamentali e che non possono essere sostituiti da quelle meravigliose scoperte della tecnologia. Ripeto, l'equilibrio ci vuole in questo. Tante ore trascorse con questi strumenti informatici, ripeto, meravigliosi, le dobbiamo ridurre un pochino, le dobbiamo modulare un pochino. Perché non può esistere la nostra vita con un contatto mediatico, esclusivamente mediatico. La nostra vita è fatta di socialità, di contatti, di corsa insieme agli amici, di tante iniziative che mettono in moto il nostro corpo e che accanto alla corretta assunzione di nutrienti è la chiave per un corretto stile di vita. Cari bambini, questi ragazzini, non so come chiamarvi, mi emoziona vedere questa coccarda tricolore, vuol dire che il tricolore è ancora qualcosa che si sente. E io voglio chiudere questo intervento dicendo soltanto che la nostra vita è nelle nostre mani. Molto spesso, semplicisticamente, si tende a colpevolizzare gli altri per qualcosa che non funziona, per qualunque cosa, per le malattie, e si cade nella rassegnazione. Ragazzi, come diceva Ignazio Silone, e poi più avanti negli studi vi capiterà di imbattervi in Ignazio Silone, la rassegnazione è l'espediente dei popoli vinti. Noi non siamo popoli vinti, non ci rassegniamo e dobbiamo sempre far venire fuori il meglio di noi stessi, delle nostre fisionomie spirituali, in ogni sfaccettatura della nostra crescita, dall'alimentazione a un corretto stile di vita sociale. Grazie.
Grazie al dottor Trinchese, grazie anche per le belle parole, ma ve l'ha detto che siamo amici, quindi... allora, dottor Pecoraro, che cos'è che